L'ultima giornata del 2018 in Serie D regala un grandissimo scontro al vertice tra l'Antenore Sport e il Leonicena. Entrambe le squadre sono imbattute. l'Antenore Sport però ha una partita in meno, quindi vincendo aggancerebbe il Leonicena in testa alla classifica. Però a partire meglio sono gli ospiti, che all'11° trovano il gol con Velia. Qui è bravo con il sinistro a segnare l'1-0 del primo tempo. È quasi tutto di marca azzurra, perché poi arriva anche questo raddoppio clamoroso direttamente sul rinvio del portiere. Ancora Velia a segnare, quasi non ci crede, invece è il gol del 2-0. La squadra in maglia rossa di Rodriguez sembra un po' attonita, anche il pubblico quasi non crede a questo immediato raddoppio, ma ci deve credere, anche perché il Leonicena ancora ad attaccare. Sempre nel primo tempo qua si distrae la difesa e così arriva anche il 3-0 con Mizzon al 26° minuto di un incredibile primo tempo che il Leonicena chiude in vantaggio di 3 gol. Ma non è finita, perché a inizio ripresa al 3° minuto ruba ancora palla il Leonicena. C'è questo veloce contropiede che si conclude con il tap-in sotto misura di Tregnago a porta vuota. 4-0 per il Leonicena dopo 3 minuti del secondo tempo. Sembra veramente una disfatta per l'Antenore, che però avrebbe tutto il tempo per reagire, e lo fa con Crepaldi che ruba questo pallone, si invola solo davanti al portiere, lo salta e segna così il gol che riapre la partita al 10° minuto del secondo tempo. Federico Crepaldi salta il portiere, segna così, festeggia anche con i bambini a bordo campo. Poi passano 3 minuti, calcio di punizione, va Rodriguez che tira una bomba sotto la traversa. Adesso sì che la partita è riaperta con questo gran calcio di punizione di Alberto Rodriguez. l'Antenore Sport fa 4-2, quindi adesso sono solamente 2 gol da recuperare, però l'inerzia della partita possiamo dire che è dalla parte dei padroni di casa, che trovano il 4-3, accendono definitivamente il Palagozzano con questo gol di Giordano sull'assist di Crepaldi. Siamo al 19° minuto, 2 minuti più tardi è Rodriguez a rubare il pallone, a chiedere a gran voce l'inserimento di Giordano, ed eccolo qui con un po' di fortuna la doppietta di Giordano, ma soprattutto il gol dell'incredibile 4-4. Ma siamo al 21°, quindi ci sono ancora 9 minuti da giocare. Si arriva quasi allo scadere. Ancora una grande giocata di Rodriguez, ancora un bellissimo 1-2, ed eccolo il gol di un incredibile 5-4 con Cinquino. Quasi allo scadere esplode definitivamente il Palagozzano. l'Antenore ribalta una partita incredibile e poi trova anche il tempo di segnare questo 6° gol spettacolare con Crepaldi, che vede la porta sguarnita per l'inserimento del portiere di movimento da parte del Leonicena e beffa così gli avversari. Finisce quindi con un'incredibile rimonta clamorosa, vince 6-4 l'Antenore Sport Padova e può festeggiare la vetta della classifica a punteggio pieno. Chiude nel migliore dei modi il suo 2018, che è anche il primo anno di vita per questa società. Arrivederci quindi al 2019 con l'Antenore Sport Padova sempre in battuta a punteggio pieno.